Raffadali la celebrazione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale, la messa nella chiesa madre e poi la consegna dei riconoscimenti. La polizia locale provinciale di tutti i paesi della provincia di Agrigento oggi festeggia qui a Raffadali San Sebastiano. Io sono molto orgoglioso di aver avuto qua i miei colleghi sindaci, nonché tutti i comandanti delle polizie locali dei paesi della provincia di Agrigento, oltre a tutti coloro che hanno partecipato. Una festa importante perché si tira fuori il punto della situazione, di quelle che sono le previsioni di legge che cerca di creare una sinergia, una rete tra le forze di polizia locale con tutte le altre forze dell'ordine, e secondo me è necessario e urgente che ciò avvenga perché l'unione fa la forza. Tutti assieme sicuramente potranno avere maggiore contrasto a quella che è la criminalità locale. E poi l'importanza della polizia locale: ormai abbiamo visto che le caserme carabinieri sono tutte svuotate nei piccoli centri e al front office tra il cittadino e la microcriminalità o lo spaccio, che ormai è molto ricorrente nei nostri comuni, sono i vigili urbani, ed è necessario dare a loro questo riconoscimento, che sono ormai l'unica forza di polizia di frontiera nei confronti di un governo e di un paese che ha demandato molto ai sindaci senza dargli le strutture e senza dargli gli uomini, e quindi sono in mano ai vigili urbani e alla polizia locale un impegno notevolissimo. Ho lanciato un allarme sul decreto sicurezza voluto fortemente dal governo nazionale e principalmente dal ministro Salvini, perché non affronta radicalmente il problema, non attua, così come ci aveva promesso, il rimpatrio degli immigrati irregolari, ma non fa altro che mettere in condizione i comuni giornalmente di avere per le strade questi immigrati che vengono purtroppo lasciati liberi, perché i centri di accoglienza non sono più in condizioni di mantenerli. Io chiedo con forza che si riveda questo decreto sicurezza, che non scarichi questa responsabilità e questo immane compito sui sindaci e sulla polizia locale. Un valore simbolico di appartenenza, di senso del dovere e di professionalità spiccata. Quindi diciamo che è stato un momento per ritrovarci, per rinsaldare i nostri principi e i nostri valori. La Polizia Municipale ci tiene perché anche noi come forza di polizia vorremmo essere riconosciuti per quello che facciamo, per quello che diamo alla città, a tutto. Siamo impegnati come tutte le altre forze di polizia, quindi anche noi ci ritagliamo un piccolo spazio e dedicare una giornata a San Sebastiano, che è il nostro protettore, quindi ci affidiamo a lui perché il nostro purtroppo è anche un servizio a rischio e lo mettiamo questo a disposizione della città.